Amici della Crese, buonasera dal campo 1 del Crese Village di Domio, una buona serata da Walter Topan e da Francesco Vitturi. 3 partite anche questa sera da seguire live sui canali social della Crese. Si comincia con il primo verdetto per quanto riguarda gli sport di squadra nel calcio, è la finale Crese Replay, cioè il torneo che ha rimesso in gioco le squadre rimaste eliminate dai gironi rispettivamente di Crese Cup e Crese League. Infatti di fronte ci sono due reduci da due tornei diversi, perché Argent Barbershop, la formazione in maglia granata amaranto o bordeaux che dir si voglia, è stata eliminata dalla Crese Cup, invece ha partecipato all'altro principale torneo di calcio la squadra di San Bartolomeo, e cioè Crese League. Due tempi da 18 minuti per assegnare questo titolo. Qualche leggera modifica rispetto al regolamento relativamente soprattutto alle rimesse laterali che verranno effettuate con i piedi, mentre i rinvii dal fondo i portieri li effettueranno con le mani quando la palla varcherà la linea di fondo. Ricordiamo i nostri sponsor, che sono sempre quelli: i title partner Edil Impianti, NCA Web, Belletti Group, Zanutta, Taloil, CNE Ponteggi, e main partner Friulbroi, Macelleria Remo, B-Nice, BCC Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, Centro Commerciale Torri d'Europa. Prima conclusione tentata da David Paliaga, calcio d'inizio, l'ha fischiato l'arbitro di questa partita, che è Riccardo Schiraldi, in maglia amaranto, quindi Argent Barbershop contro San Bartolomeo in nero. Cercato questo primo pallone profondo, Marchesic difende, protegge l'uscita di Giacomo Manfren. Ripartenza San Bartolomeo con l'azione personale tentata da Francesco Madotto, chiuso da Minen, rimessa laterale per San Bartolomeo e si batte, come visto, come detto, con i piedi. Razem cerca la palla filtrante su Paliaga, corpo a corpo con Krasnici, e poi il destro tentato, la parata di Zitani. Laterale Vasiljevic, studia lo scenario, offre a Tujak, palla di ritorno per Vasiljevic, nello stretto interrompe questo duetto Matucchina, rimessa laterale ancora per San Bartolomeo, ancora Vasiljevic per Tujak che trova un corridoio per passare, Zitani riflesso e poi Airullai tocca, Carbone può far partire il contropiede di Argent Barbershop, già finito, ha recuperato Paliaga con il recupero, con il tocco col sinistro, poi la sterzata, Matucchina tocca, Madotto ha già rimesso in campo il pallone, Paliaga prepara il destro, deviazione, calcio d'angolo. Ha iniziato sicuramente più forte la squadra di San Bartolomeo, molta più volontà aggressiva rispetto a Argent Barbershop. Cercato ancora Paliaga dentro, rimpallo, Matucchina deve uscire da una situazione complicata, Vasiljevic ha tenuto in campo il pallone, lo allontana Airullai non di molto, Madotto di testa, Minen prova a mettere giù, Madotto se la riprende, ricominciando da Razem che poi preferisce il retropassaggio su Manfren. Ancora Razem, Marchesic, maglia numero 5 per il difensore classe 2004, Vasiljevic pressato da Carbone. Apertura su Razem, centralmente c'è Tujak che si propone, verticale su Madotto, velo per raggiungere Paliaga. Paliaga sposta palla provando a liberarsi di Fitim Krasnici, finisce il campo, laterale Argent Barbershop. Risalita che è stata possibile soprattutto grazie ai movimenti sulla fascia sinistra e opportunità che stanno uscendo soprattutto da quel lato del campo per San Bartolomeo in questo avvio. Proprio Fitim Krasnici a battere la rimessa laterale con i piedi direttamente da Carbone, stop e destro in arrivo, Manfren è in controllo, primo tentativo verso la porta avversaria di Argent Barbershop. E Carbone apre subito il conteggio con le conclusioni offensive, lui che teoricamente non sarebbe un attaccante ma almeno per il momento prende questa posizione, di solito preferisce più la soluzione dalla distanza che l'inserimento in area di rigore. Marchesic cerca e trova Madotto tra le linee, lo va a prendere Becirai, rimpallo che in un primo momento favorisce Madotto che poi però si porta fuori il pallone, recupero da parte di Hamdi Becirai, maglia numero 3, in difesa con Fitim Krasnici davanti a Zitani, servito adesso, poi centrocampo Matucchina in mezzo, Minen a sinistra, Airullai a destra, Carbone davanti, cercato proprio adesso il 22, rimpallo con Razem, Minen alimenta, Matucchi in attacco, Minen per chiudere questa azione non ci riesce, palla in out. 3:20 trascorsi in questo primo tempo, 0-0 nella finale Crese Replay tra San Bartolomeo e Argent Barbershop.
Scappa Paliaga alle spalle di Krasniqi, non serve che diciamo i nomi per il momento né di Krasniqi né di Bečiray, perché i loro omonimi, nonché credo fratelli, sono in panchina, parenti comunque, insomma adesso non stiamo ad approfondire il grado di parentela. Razem, Tujak, pressione alta di Carbone che tocca per ultimo, ma se non altro rallenta l'impostazione della formazione di San Bartolomeo. Batte Vasiljevic, scambio con Razem, lungolinea sporcato da Matucchina, guadagna faticosamente metri lungo la laterale San Bartolomeo. Razem, palla regalata a Minen che stoppa e va subito verticale da Carbone, addomestica con il petto, prova a girarsi, c'è il movimento di Airullai, servito, tacco, non ci crede Carbone, non ci crede Matucchina, la fa sfilare Vasiljevic. Ricordiamo poi a seguire in questa serata le 2 semifinali di ritorno, Crese League ed gli impianti per disegnare la finalissima in programma domenica, così come quella della Crese Cup. Guadagna metri Hamdi Bečiray per la laterale, incontro Carbone, palla restituita al 3. Dribbling secco su Madotto, anche zona tiro, filtrante, Airullai prova una sponda, poi sgambetto su Razem, non vale, il destro da fuori di Carbone. E prova con un po' di riaggressione Argent Barbershop a costruire qualcosa lì davanti. Tra l'altro, se state vedendo delle riprese molto cinematiche da bordo campo, dobbiamo ringraziare il nostro Luca Crevatin, che è posizionato da quelle parti per seguire il match ancora da più vicino, e ovviamente alla regia, invece alla camera da campo dalla nostra postazione, Massimo Carbone. Sava Sandir, Razem batte, Madotto cerca un corridoio, palla dentro, Matucchina allontana il pericolo. Non abbiamo ancora citato, lo facciamo adesso, Mattia il Cartero Bossi in postazione qui con noi ad annunciare e celebrare i gol da una parte e dall'altra per rendere ancora più solenne il momento della palla che finisce in porta. Manfred, Bečiray petto, alimenta Tujak cercando Razem, rallentato da Krasniqi. Poi Vasiljevic distribuisce su Tujak che prova a piazzare il destro, intercetta Minen. Una bella idea, l'intenzione del filtrante da parte del numero 4. Paliaga si è sfilato per provare la rifinitura, Zitani con timing perfetto nell'uscita, blocca e fa ripartire Carbone, inghiottito dal raddoppio, la difende però in mezzo a 2 e conserva questo possesso, poi prova il filtrante verso Airullai, chiusura di Vasiljevic. Madotto. Movimento di Tujak, dall'altra parte aspetta Paliaga, Madotto sfidato da un paio di avversari, deve liberarsi del pallone. Razem da Tujak, sbatte su Carbone, possesso ancora San Bartolomeo. Paliaga, c'era doppio su di lui, cambio di passo di Paliaga che poi finisce giù, non c'è fallo, dice Riccardo Schiraldi e non protesta Paliaga. È andato sicuramente alla ricerca di un contatto per ottenere qualcosa, il contatto che in effetti leggermente magari anche c'era, ma non abbastanza. Stavolta Minen pulitissimo, senza neanche dubbi nella chiusura su Paliaga. Corre Bečiray che riesce a tenere in campo il pallone, la chiama Manfred, non si fida Marchesic. Razem tocca a Tujak in posta. Tujak ancora, pressione di Carbone. Marchesic. Paliaga fa filtrare. Minen. Cercato Airullai, palla solo leggermente imprecisa, ringrazia comunque il 9 per il lancio da parte di Nicolas Minen. Cambio, ingresso di Gabriele Lapel, maglia numero 7, è entrato anche Alexa Zivanovic con la 15. Manfred, cercato proprio Zivanovic che non era prontissimo. Infatti si è girato con un sorriso adesso il proprio portiere, perché era appena entrato in campo, non si aspettava subito una ricerca lunga richiesta alla profondità. Guizzo di Airullai, tunnel e poi suola, chiuso però da Razem. Allora Tujak verticalmente a cercare Paliaga, prova a rallentarlo Krasniqi anche con le cattive e anche con una giocata fallosa, direi. Arriva il fischio di Schiraldi. Ha commesso fallo proprio al limite, rischiando qualcosa, anche perché Paliaga si stava avvicinando pericolosamente alla area di rigore e da lì sarebbero stati danni seri. Piazza con cura il pallone David Paliaga, non ci sono grosse discussioni, calcerà lui in porta. Di solito sentiamo sempre
Mattia il Cartero Bossi analizzare il posizionamento della barriera, visto che Zitani lo conosce molto bene. L'ha cresciuto lui, ne ha scoperto il talento. Addirittura. Sì, Paliaga batte barriera a 3. Destro forte. Barriera messa perfettamente, dice con il linguaggio del corpo Mattia Bossi. Chi siamo noi per dargli torto? Paliaga forte dentro. Razem così così con questo tentativo da fuori. Poi Carbone. Chiusura di Marchesic. Manfred, poi Tujak, è entrato Paolo Bresic che recupera con il numero 7 sulla schiena, scarico su Becirai che perde palla però. Lapel, Razem. Paliaga, stavolta non passa su Krasniqi. Possesso San Bartolomeo, laterale, Paliaga con i piedi, Tujak vicino, movimento di Lapel, servito invece Zivanovic che si gira, gran riflesso di Zitani, non è finita, Tujak rimanda al mittente Krasniqi. Prontissimo sulla posizione a scendere con rapidità e a chiudere lo spazio pericoloso, quello che concedeva tra le gambe una via per il gol, e Zivanovic direi che è entrato nel migliore dei modi. Sì, molto attivo qui, lungo l'out di destra, superata la metà di questo primo tempo, ricordiamo finale Crese Replay, 2 tempi da 18 minuti, 0-0 risultato. Carbone sponda con la spalla, Matuchina può puntare frontalmente, Razem costringe il 5, Bordeaux ad allargarsi e poi perdere il pallone. Zivanovic vorrebbe andare da Tujak ma c'è Carbone in agguato e allora filtrante verticale per Lapel, sbatte su Becirai, poi tiene palla San Bartolomeo, la custodisce Tujak, carica su Lapel, raddoppiato, gli sradica via il pallone, Matuchina non lo tiene in campo, Lapel veloce, spazio per Tujak, di prima verso Paliaga che si coordina per un destro al volo complicatissimo, non ci va lontano. Ma lui ne ha le qualità per lasciare andare questo tipo di tiri, quindi giustamente ci vuole provare soluzioni differenti, forse non erano possibili anche per l'arrivo di pressione successiva. Di nuovo Carbone con la spalla, si perde un po' nel nulla questa sponda, Minen con un retropassaggio un po' pericoloso dalle parti di Zitani che rinvia Zivanovic, piede perno, passa Paliaga, sponda, Lapel vuole liberare il mancino e sbatte sul palo, a un passo dal vantaggio San Bartolomeo, alimenta ancora Tujak, non riesce ad agganciare questo pallone Razem e allora palla che si perde sul fondo. Occasione gigantesca con Lapel che è scappato via benissimo sull'appoggio del compagno per liberare poi un mancino di qualità, ma prima un grande dribbling che aveva disteso praticamente un difensore di Argent Barbershop. Fuori Tujak e Paliaga, dentro Bandiera e Marin, cambio anche con l'ingresso di Klirim Becirai, maglia numero 10 nell'attacco di Argent Barbershop. Hamdi Becirai invece con la numero 3 che è rimasto in campo, ha iniziato lui questa azione, fermato poi Bresic, lotta Lapel, Klirim Becirai, si appoggia su Carbone, tutto in spazi molto stretti, Carbone prova anche il tacco, chiaramente stiamo vedendo qualche giocata, qualche finezza, qualche leziosismo in più in questa partita che è sì una finale, ma ci si può anche un pochino divertire senza l'ossessione del risultato. Tra l'altro Raul Tujak che si è appena seduto in panchina, adesso è arrivato al campo per questa finale con questi colpi di sole tra i capelli a proposito di Argent Barbershop, ma perché lo tiro fuori? Perché lui si è giocato la finale di Coppa Regione di seconda categoria e il finale di stagione nelle partite decisive, tutte e due con le treccine, perché diceva che portavano fortuna, quindi il cambio sul cuoio capelluto può essere per questo motivo. Ottimo l'approfondimento tricotico sulla situazione di Tujak da parte di Francesco Vitturi, da bordocampo Francesco. Calcio d'angolo, ci prova con il destro incontro Klirim Becirai, buono il tempismo sull'angolo di Bresic, difficile però inquadrare la porta, da lì arriva una risposta di fatto con questo inserimento. Pensavo alla cosa delle treccine. No, chiaramente no. Anche potrebbero analizzare poi successivamente dopo la partita. Anche per questo tirato fuori, ovviamente, vedendo la squadra che incontrano. Per quanto riguarda l'opportunità, molto più interessante, il pallone che di fatto è arrivato forse un po' troppo alto, almeno per la posizione con la quale è andato ad intercettarlo con quel colpo al volo. Fosse partito mezzo metro più indietro forse l'avrebbe colpita meglio. Avrebbe avuto più specchio.
Adesso ne avrà discretamente di Specchio da puntare. No, Specchio e Barbiere, stai facendo delle battute, no? Vai pure. No, diciamo, questo appunto l'ho fatto se si vuole spaccare il capello. Ah, molto meglio, allora sì, molto bene, gran forma Francesco Vitturi, che poi ci racconterà la prima semifinale di ritorno Crese League, Pizza Smile, Officine Barnobi. mentre poi a chiudere Omega Gruppo Immobiliare contro Bar Blu. Bar Blu, proprio così. Calcio di punizione, via tutti, perché calcia Paolo Bresic con il destro, già autore di un gran gol nella semifinale di questo torneo. Parte Bresic che fa girare il destro attorno alla barriera, prende il palo esterno. È un gran bel piazzato questo, con il destro che va ad aggirare completamente la barriera posizionata da Manfred. Pallone che non è girato però abbastanza, bisogna aggiungerlo, perché palo esterno. Scusami Francesco, ma stava per succedere la frittata nella difesa di Argent Barbershop. Credo l'abbia toccata Zitani, non so se l'ha visto Mattia. Calcio d'angolo, Marin batte forte dentro, stava per essere tradito da un colpo di testa all'indietro del suo difensore. Bravo a recuperare un paio di passi all'indietro ed allungarsi per concedere solo calcio d'angolo. Ancora Marin che tenta il gol olimpico con l'esterno di destro da destra, francamente complicato. È un bel mix di complicazioni aggiuntive al piazzato tentato. Adesso ripresa con Zitani dal fondo per poter riandare. Becirai vince un paio di contrasti, poi lo ferma Marchesic. Sto odiando gli accenti di tutti i cognomi con tutto il mio cuore, perché nella mia testa si spostano a seconda delle partite, ma ci proviamo a tenerli giusti. Carbone direttamente dalla rimessa laterale, anzi no, non sarà lui. Sì, no, sarà lui, certo. Razem sta uscendo? Sì, no, è già fuori, in realtà era in panchina. Incontro Bresic, palla di nuovo per Carbone che sfida Zivanovic. Sinistro e c'è il tocco di Manfred in calcio d'angolo. 2:30 alla fine di questo primo tempo, ancora 0-0 nella finale Crese Replay. Bresic per la battuta vicino, Carbone lo serve adesso, sposta e calcia il 7, murato da Zivanovic, possesso che rimane Bordeaux. Bresic subito da Becirai, scambio nello stretto ripetuto 2 volte, evitato Marin, poi il destro di Becirai, murato, filtrante di Fitim Krasniqi, poi Hamdi Becirai di prima Minen, 1-2 con Klirim Krasniqi, tutto molto complicato, chiuso dall'Apel di prima Madotto, poi si chiude però la difesa di Argent Barbershop, profondo Zitani, di testa l'Apel, regala il pallone all'altro numero 7 di questa partita che è Paolo Bresic. 100 secondi alla fine di questo primo tempo, 0-0. Minen, Hamdi Becirai, Fitim Krasniqi, ancora Minen, rallenta il ritmo di questo giro palla Argent Barbershop. Minen quasi senza rincorsa, destro da lontano che rimbalza davanti a Manfred. Vasiljevic, Zivanovic ancora, scarico all'indietro, in arrivo la palla profonda, di testa facile Krasniqi, non ci arriva però Bresic. Ultimo minuto di questo primo tempo che inizia adesso. Zivanovic, palla nel vuoto, l'idea era di servire il movimento ad allargarsi da parte di Francesco Madotto. Non riesce però quest'idea, rimessa laterale per Argent Barbershop. Zitani va direttamente a cercare Klirim Becirai, anticipato. Zivanovic può spingere un po' di spazio anche per andare in azione personale. Scarico su Bandiera che vuole chiudere il triangolo, non ci riesce per l'ottima lettura da parte di Krasniqi. Laterale San Bartolomeo, incontro a ricevere il pallone senza pressione Zivanovic. Vasiljevic, incontro Madotto, profondo l'Apel, Vasiljevic studia lo scenario, va vicino da Zivanovic che rischia allungandosi questo pallone. Klirim Becirai travolto, fischia Schiraldi, calcio di punizione Argent Barbershop. Vediamo se c'è tempo per batterlo, direi di sì perché lo fa battere Schiraldi, non so se ha assegnato recupero.
Sarebbe però divertente far posizionare tutti quanti la barriera e poi fischiare il duplice. Sì, decisamente. Speriamo lo faccia. Non nulla contro Argent Barbershop, ma solo per il LOL. Bresic. No, si allontana. Carbone. Calcia Carbone. Manfred, attento, ed è effettivamente l'ultima giocata di questo primo tempo 0-0, il primo tempo della finale Crese Replay tra Argent Barbershop e San Bartolomeo. Squadra in campo per il secondo tempo di questa finale Crese Replay, San Bartolomeo in maglia nera, Argent Barbershop in divisa Bordeaux. Si riparte dallo 0-0 dei primi 18 minuti, questa è la distanza su due tempi ovviamente su cui si gioca la finale che rimette in corsa le squadre eliminate nei gironi di Crese Cup e Crese League. È entrato Krasniqi con la maglia numero 99, ovviamente Argent Krasniqi, attaccante che dà direi il nome alla squadra in maglia Bordeaux. Bresic filtrante, era una bella idea su Minen, ha capito tutto Razem che poi si appoggia su Vasiljevic. Zivanovic, controllo un po' lungo, Carbone non glielo perdona, Zivanovic recupera, sbaglia però l'apertura verso Tujak e allora possibilità di transizione che si spegne per San Bartolomeo. Zitani, palla profonda, fa bella figura Vasiljevic che però regala il pallone a Carbone. Argent Krasniqi si libera nello stretto e poi libera il sinistro, palla larga, è cambiato il portiere per la squadra di San Bartolomeo, è entrato Nisi al posto di Manfred. Ringraziando e ricordando i title partner di questa edizione di Limpianti, NC Web, Belletti Group, Zanuta, Taloil, Cene Ponteggi, main partner Friul Broi, Macelleria D'Aremo, B-Nice, BCC Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, Centro Commerciale Torri d'Europa. Andy Becirai ha battuto la laterale affidando a Zitani, poi palla profonda cercando Argent Krasniqi, controllato da Vasiljevic. Razem dietro da Nisi, si fa vedere Zivanovic largo, esce Carbone su di lui. Pressione alta di Argent Barbershop che però lascia libero di portare Razem, alza la testa, cerca la palla verticale, intercettata
da Hamdi Becirai, poi Bresic giù, vince il rimpallo con Razem, conquista la laterale già battuta con i piedi, Carbone, rifinitura, Tujak intercetta, poi Zivanovic è spostato irregolarmente da Argel Krasniqi, fischia Riccardo Schiraldi. Una ripartenza per Argent Barbershop sicuramente più convincente rispetto a come avevano iniziato invece e approcciato la prima frazione di gioco. 1-2 tra Razem e Zivanovic che non si completa, allora riparte Bresic, vuole convergere sul destro, gliela chiama dall'altra parte Carbone, Bresic va da solo, non male la giocata ma Carbone ha qualcosa da ridire. Era pronto per piazzare in porta, anche perché era stato lasciato fin troppo libero da quelle parti. D'altra parte Tujak, un gol meraviglioso, praticamente da centrocampo, la incastra all'incrocio, supera Zitani, esultanza alla CR7 e San Bartolomeo avanti al terzo minuto del secondo tempo, 1-0. Il numero 20, Raul Tujak. E vorrei farti notare, oltre alla rete fantastica che ha tirato fuori dal suo arsenale numero 20, che si è avvicinato dopo l'esultanza della CR7 verso la propria panchina e ha indicato i capelli. Ecco. Come giustamente fatto notare nel primo tempo, è un giocatore che dipende dalle sue acconciature, e a proposito di acconciature risponde Argent Krasniqi. Effettivamente Mattia Galcartero Bossi mi fa notare che potrebbe anche essere un gol che si candida al titolo di gol più bello dell'edizione Crese, che ricordiamo è un titolo che si diciamo al di là del torneo, ma comprendendo tutti, perché il calcio è solo l'inizio. Esattamente. Però di gol si possono valutare solo quelli calcistici. Qui intanto ha fischiato Schiraldi, è cambiato il risultato, il parziale, in vantaggio San Bartolomeo, ha segnato Tujak, un gol splendido. Vasiljevic, Tujak lo invita ad andare da Zivanovic, ancora Tujak, geometria lì in mezzo, Zivanovic sterzata, lì e zona tiro, palla aperta invece su Marin che calcia, trova il riflesso di Zitani e poi Zivanovic ci riprova, Zitani se la riprende, fischio di Schiraldi, fallo in attacco. Minen, Bresic la chiama a Carbone, ancora completamente solo dall'altra parte, Bresic non trova il momento per servirlo, allora scende Klirim Becirai, Carbone prova a sterzare, Tujak gli porta via il pallone e prova a ripartire, show di Tujak, chiusura però da parte di Fitim Krasniqi, alimenta l'azione Lapel, triplicato, riesce a far uscire il pallone dal traffico ma poi lo perde, Carbone aspetta Bresic, lo serve, Bresic punta, destro in porta, Nisi copre il primo palo e poi Marin spara via per evitare pericoli. Minen, incontro Bresic, ha capito tutto Lapel, Marin carica al destro, poi tenta la ruletta, non gliela permette Fitim Krasniqi, raccoglie Tujak, tocco per Lapel, danza sul pallone Lapel, punta orizzontalmente da Razem, ha capito tutto Minen, non parte il 3 contro 2 in contropiede di Argent Barbershop. Razem ancora da Lapel, altra situazione di 1 contro 1, stavolta va sul fondo, lo ferma molto bene Hamdi Becirai, rimessa dal fondo, non c'è calcio d'angolo. Tanto uno spavento gigantesco per noi in postazione, sembrava il suono di un petardo, una pallonata sul palo di fianco al regista Massimo Carboni, sempre con noi, sempre presente ogni sera della Cresa. Salutiamo. Sempre. È rientrato Matucchina e riceve subito il pallone, bello il dribbling su Razem lasciato sul posto, poi tocco con l'esterno, Argent Krasniqi per Minen che ha tanto spazio, Nisi super parata, non è finita, ancora la palla respinta, un'altra chance per Bresic, triplo tentativo ma si salva San Bartolomeo, si rimane sull'1-0. Grandissima parata, poi è andato a rincorrere le situazioni offensive degli avversari per cercare di chiudere ogni sbocco disponibile per attaccare quella porta. Alla fine si è salvato qui San Bartolomeo in qualche modo che non si spiegano secondo me neanche loro. Cercato ancora Tujak direttamente dalla rimessa dal fondo con le mani battuta da Emanuele Nisi, lancio troppo largo però, e allora l'altro portiere va a sua volta alla palla profonda, Zitani cerca e trova Matucchina preciso con il suo destro, è partito Argent Krasniqi, attento Vasiljevic anche con un braccio Krasniqi ma tutto ok, vantaggio Alexa Zivanovic, Tujak nello stretto si appoggia nuovamente sul laterale, maglia numero 15 di prima Razem, Klirim Becirai intercetta, Argent Krasniqi a vuoto, caricato però irregolarmente
da Luka Vasiljevic. Allora calcio di punizione per Argent Barbershop. E dopo la grande occasione trovata in area di rigore, diventata duplice, poi anche addirittura triplice, da questo piazzato c'è un'opportunità di far lavorare giocatori che ne sanno parecchio, anche se in questo momento Carbone è fuori, che sicuramente forse è l'uomo più atteso su questo tipo di soluzioni, però rimane comunque Minen e anche Matucchina, e infatti quest'ultimo sembra l'incaricato. 11 alla fine di questa partita, in vantaggio San Bartolomeo 1-0, si deve difendere però adesso la formazione in maglia nera, piazza le marcature Nisi che ne ha messi 3 in barriera, la rincorsa di Alexei Matucchina che parte, calcia forte, destro che poi si alza nell'ultima parte di traiettoria, finisce sopra la traversa. Una soluzione che è andata ad alzarsi alla ricerca dell'angolino in alto a sinistra della porta di Emanuele Nisi, che però ha dovuto solo seguire e comunque sembrava ben posizionato per intervenire in ogni occasione. Rischia Vasiljevic, Argent Krasniqi prova a superarlo, Vasiljevic se la riprende, poi anticipo alto di Klirim, anzi di Hamdi Becirai. Matucchina, appena entrato Fandai che prova subito il destro, colpisce il suo compagno Krasniqi, poi dentro proprio Fandai, sinistro, Nisi, gran riflesso, non è finita, Matucchina, stavolta Razem a respingere, si salva San Bartolomeo. Altra paratona, molto più forte forse qui il piazzato rispetto a quello precedente che ha richiesto più riflessi che controllo. Gran giocata difensiva di Fitim Krasniqi che interrompe la ripartenza di Marin, poi palla persa in uscita da Argent Barbershop, l'Appel in mezzo a 4 finisce fatalmente per perdere questo pallone. Zitani da Matucchina, incontro Valmir Fandai con la maglia numero 11, bel anticipo di Razem, poi Zivanovic rischia di pasticciare, occasione per Krasniqi fino in fondo, Krasniqi, ancora Nisi. Emanuele Nisi. E questa è una grande uscita da parte di Nisi che è andato a coprire molto bene l'attacco del 99 avversario, e qui devono accorgersi i suoi compagni di squadra del San Bartolomeo che è necessario controllare meglio questo tipo di inserimenti, e infatti Sta scherzando col fuoco la formazione in maglia nera che rimette Marchesic in campo al posto di Lapel, dall'altra parte invece è rientrato Klirim Becirai con la maglia numero 10 al posto di Argent Krasniqi. Razem, Marchesic, Tujak ha ricevuto da Nisi, rischia un dribbling su Klirim Becirai, sbatte su Fandai, alla fine perde questo pallone. Fandai, filtrante per Klirim Becirai, Nisi ha preso anche questa. Dice ancora mette le mani su tutto Emanuele Nisi, le sta mettendo soprattutto su questo 1-0 per mantenerlo così com'è, statico. Calcia Fandai, respinto il suo destro da fuori, poi Madotto tocca per ultimo possesso Argent Barbershop, laterale già battuta, cercare Minen, anticipo di Marchesic, Hamdi Becirai, di testa Zivanovic, poi Pagliaga appena rientrato sbaglia il controllo. Entriamo negli ultimi 8 minuti di questo secondo tempo, 1-0 per San Bartolomeo, sta producendo il massimo sforzo Argent Barbershop che, diciamolo, il pareggio lo meriterebbe perché ha creato parecchio, soprattutto in questa ripresa. Klirim Becirai, anzi Hamdi, Minen sbaglia il cross, palla troppo addosso a Nisi, questo è facile per il portiere di San Bartolomeo. Pagliaga prende posizione su Fitim Krasniqi, corpo a corpo, fischiato fallo Schiraldi, punizione San Bartolomeo, da capire da dove. Punizione da lì, quindi da lì si può calciare e come. Pagliaga e Madotto sul punto di battuta, Madotto però forse ha capito che non è il caso di provare a contraddire Pagliaga, che sembra parecchio intenzionato a scrivere il suo nome sul tabellino stasera. Fischia Schiraldi, Pagliaga era piazzato nel punto giusto, Hamdi Becirai per respingere, Pagliaga ci vuole riprovare, stavolta non trova lo specchio della porta. È partito Klirim Becirai, prova un tacco verso se stesso, si colpisce, però alla fine è una giocata utile. Fandai prova ad evitare Zivanovic che non lo fa passare. Matucchina, movimento di Minen, tutto chiuso, ancora Fandai, aggressivo su di lui Madotto.
Matuchina filtrante, Klirin Becirai, controlla e calcia male col sinistro, Zivanovic, esterno profondo per far correre Paliaga, controllo complicato, lo rallenta poi Fitim Krasniqi che si prende anche il possesso per la sua squadra. Matuchina, Fandai, ancora Matuchina, Fandai studia la situazione, poi fa filtrare questo pallone, Minen bene di prima per Matuchina, controllato da Tujak, poi Minen tenta un destro scarico, è improbabile, d'altra parte Paliaga si è piazzato davanti a Fitim Krasniqi, aspettava il fallo, Paliaga non c'è, secondo Schiraldi si gioca, squadra un po' spezzata in due, allora Klirin Becirai, destro che trova la respinta di Markesic, palla orizzontale un po' nel vuoto, Tujak verticale, Paliaga ancora a lottare, travolto da Fitim Krasniqi, arriva il fischio di Schiraldi. Qua si è appoggiato molto bene nel lavoro di questo pallone per poi ottenere una punizione abbastanza chiara, perché quando non ne ha potuto più sul controllo dell'avversario stava per arrivare il colpo di suola o di tacco che dir si voglia sulla risalita dei suoi compagni, l'ha messo giù una spinta abbastanza evidente, e adesso Markesic che ha un sinistro particolarmente delicato per essere un difensore, vedremo se mi smentirà subito, ma ha sicuramente tanta potenza e anche qualità per cercare la porta. Rincorsa di Markesic per andare a caccia del gol del 2-0, per dare un po' più di tranquillità in questi ultimi 5 minuti di finale. Crese replay a San Bartolomeo, parte il suo sinistro leggermente sballato, ti ha smentito ma fino a un certo punto, diciamo. La partenza sembrava interessante, poi si è allargata troppo la traiettoria del suo mancino. Minen, palla un po' a metà strada tra Matuchina e Fandai, la riprende il 5, ultimo uomo Fitim Krasniqi, pressato da Paliaga, deve ripartire da Zitani, palla verticale su Minen, buona la smorzata su Klirin Becirai, smistato il pallone per Matuchina, zona tiro, zona cross, cerca una palla dentro, anticipato Minen, poi Madotto pulisce questo possesso, invita alla giocata fallosa Klirin Becirai, calcio di punizione già battuto da San Bartolomeo. Markesic, palla verso Paliaga che sbuca alle spalle di Krasniqi, poi prova a dribblarlo, non ci riesce, Krasniqi recupera alla grande. Fandai si protegge dal ritorno di Madotto, poi mette in difficoltà Minen, anzi mette direttamente proprio il pallone in calcio d'angolo. Lo vuole battere veloce Razem, lo fa, non una grande idea, anticipato Paliaga, ma Schiraldi dice che stava venendo un cambio per Argent Barbershop, quindi credo lo farà ribattere. Razem non aveva sentito il fischio, vediamo come la risolve. In teoria sarebbe da far ribattere, credo, perché il fischio per fare i cambi, o comunque l'indicazione per fare i cambi, è arrivata prima della battuta, infatti. Ma il cambio è stato fatto? Io me lo sono perso modestamente. Sì, è stato fatto per Argent Barbershop, credo sia entrato... Lo scopriremo tra poco, intanto batte Paliaga, esce Zitani. È entrato Carbone, eccolo qua, sì. Ci risponde lui ricevendo il pallone e cercando Matuchina dentro. Anticipato e poi direttamente dal rinvio, ci ha provato Nisi, ha protetto la sua porta Zitani, evitando una brutta figura, anzi facendo una parata spettacolare, solo calcio d'angolo. Che ha fatto una gran bella parata, ma forse perde un po' di valore per il fatto che l'errore sia comunque compromesso suo, almeno ci ha riparato. Madotto destro al volo, masticato. Nisi tiene vivi i suoi con la concentrazione. Carbone, Klirin, sempre Hamdi, Becirai con la 3. Carbone evita Tujak che però lo costringe a questo errore. Adesso chiaramente il cronometro scorre per San Bartolomeo, che apprezza molto il far passare il tempo. Zivanovic converge e libera il destro da lontano, rasoterra, nessun problema per Zitani che può bloccare. Troppo centrale, bella però l'intuizione con i compagni, gli scambi nello stretto per uscire e liberarsi, e ancora più interessante soprattutto quel tocco in estensione, sembrava aver perso il pallone per un istante, invece ci è arrivato in tempo con la punta per spostare e scappare via di nuovo. Rientrato Bresic per Argent Barbershop, gli lascia il posto Balmir Fandai, cercato ancora Paliaga, difficile addomesticare questo pallone. Hamdi Becirai, incontro Carbone tra le linee Bresic di prima verso Matuchina, anticipato, poi Bresic sfonda, messo giù, vantaggio, Carbone dentro, Markesic e poi fischia Schiraldi, non concede calcio d'angolo, ma
la punizione per il fallo a inizio azione. Calcio d'angolo, no, infatti voleva batterlo Carbone, giustamente la segnalazione corretta, perché di fatto il vantaggio non era ancora scaduto nella visione di Schiraldi. E ecco, adesso con Carbone in campo direi che la situazione si fa di nuovo interessante, anche se col piazzato da lì. Sì, scusami, bella calda anche la situazione tra Carbone e Bresic, perché prima Bresic in un paio di occasioni aveva avuto la possibilità di mandare in porta Carbone e non l'ha fatto, e adesso vediamo un po' come la risolvono. Carbone batte e indica la via a Bresic. Ha fischiato Schiraldi, ultimo minuto. Carbone cerca una soluzione elaborata, non una grande idea. Zitani alza il campanile, Matucchina bene giù e poi parte azione personale, smistato su Andy Becirai, che di mestiere non fa esattamente il rifinitore, gli manca un po' di precisione qui nel tocco verso Bresic. 2 minuti di recupero che stanno per iniziare, tra 30 secondi, lancio preciso dalle parti di Pagliaga, che però non tiene in campo. Carbone guida lui, si muove Andy Becirai tra le linee, può ricevere Bresic con un po' di spazio, spezza il raddoppio, poi fa filtrare, almeno questa era l'idea, verso Minen anticipato. Ancora Becirai, Bresic, Carbone pressato da Rasem, rischia di cacciarsi nei guai, si affida a Zitani, palla verticale, Marchesic di testa, Zivanovic, stop e palla su, Pagliaga solo, aggancio perfetto, Madotto col sinistro, palla che non va lontana dal primo palo. Una gran bella intuizione quella di provare a servire il numero 11 che si era inserito con i tempi giusti da quelle parti, e soprattutto tutto è nato da un gran bello stop. Zivanovic tocca con la punta, rimessa laterale battuta da Matucchina. Bresic a spazio, imbucata verso Minen che riceve, offre a Becirai, ancora Nisi a costruirsi giocata per giocata, parata dopo parata, il titolo di miglior giocatore della finale. Sì, però Mattia Bossi stai calmo, va bene, lo comprendiamo l'apprezzamento per i portieri, giusto che ci sia, va bene, ovviamente, che difende la categoria, però è tutta la partita che vi dice si è anche fatto male, poverino, perché con grande coraggio è uscito sui piedi di Becirai e chiaramente lì ha giocato una grandissima partita. Ecco, su questo intervento per fortuna molto leggero, botta che si è sentita da parte di Andy Becirai, però distantissimo per fortuna, direi a euni di distanza la possibilità di un caschetto, anche perché c'è la Crese Rugby, quindi volendo erano a disposizione. Solo un piccolo grattacapo letteralmente per Nisi, che si riprende e va su da Tujak, che salta ma non la prende, la raccoglie Zitani. Bresic porta, prolungamento del recupero evidentemente per questo mini break ad extra time già iniziato. Krasniqi, Becirai, si è allargato Matucchina, ha capito le sue intenzioni Marchesic che recupera con la collaborazione di Madotto, poi scappa Bresic, dentro c'è Minen completamente solo, infatti lo vede Nisi, lo segnala ai suoi compagni di reparto. Bresic accelera le operazioni, Becirai, ancora Bresic, spazio, palla forte che arriva, deviazione fondamentale di Zivanovic, poi Nisi ci vuole riprovare direttamente in porta, Zitali deve tornare, ce l'ha questo numero Nisi, già la seconda volta che ci prova, era uscito meglio quello prima, ma anche questo non è andato lontano dalla porta del suo collega dall'altra parte. Carbone, Becirai, incontro Bresic, cercato invece Minen che mette dentro e poi Marchesic, l'unico modo per superare Nisi è il fuoco amico, autogol, è tutto di nuovo in parità, 1-1 Argent Barbershop. Autorete da parte di Marchesic che se n'è messa da solo in porta qui, un errore difensivo dopo che aveva fatto una partita diligente, sicuramente non era spiccato particolarmente nel match rispetto ad altri suoi compagni, però non aveva fatto gravi errori qui, lascia una firma che non voleva mollare. Pagliaga dal calcio d'inizio, ultima azione della partita, il Crese Replay si assegnerà ai calci di rigore.
E quindi tutto pronto per i calci di rigore. Inizia Argent Barbershop con Carbone versus Nisi. Fischia Schiraldi, cominciano i tiri di rigore. Carbone rincorsa lentissima per guardare Nisi fino alla fine. Riesce a superarlo, ma con il brivido. Carbone 1-0. È la classica rincorsa da parte di Carbone, che ci ha già fatto vedere anche in altri tornei, volta a portare l'attenzione, a cercare di spostarla verso il portiere piuttosto che far sembrare che la senta lui. Prova a rispondere Pagliaga, rincorsa decisa, ma destro che vola bello alto sopra la traversa. Pagliaga 1-0 per Non è Argent arrivato dopo la molto prima sicuro serie di su rigori. questo tiro e ha dato anche uno sguardo al nostro Mattia Milazzi proprio prima di tirare. Stava riprendendo da ravvicinato la sua conclusione, chissà che non sia stato preso un po' la sprovvista. Matucchina, ma anche lui col destro rallenta all'ultimo. Questo è un gran calcio di rigore da parte del centrocampista numero 5 di Argent Barbershop. Rallenta all'ultimo, manda Nisi da una parte e mette il pallone dall'altra. È un'alternativa al salto nel tiro di rigore o nei calci di rigore in generale. Ovviamente bisogna eseguirlo bene perché non sia fischiato fallo, per essersi fermati o aver indietreggiato. È il turno di Madotto, perfetto, sblocca Madotto, San Bartolomeo dopo dal due dischetto, rigori. adesso è 2-1 2-1. per Argent Barbershop. E 3-2 nel complessivo, contando anche quanto è successo durante il match. Il turno di Andy Becchirai, Becchirai, perché abbiamo sentito in diverse maniere. anche lui va col destro, tracciante rasoterra, intuito da Nisi, ma non basta per evitare il terzo gol su 3 di Argent Barbershop. Avevo intuito bene qui il portiere di San Bartolomeo. Un'altra occasione come quella con cui Carbone ha aperto le marcature, dove il portiere ci è arrivato, in questo caso ancora forse per meno centimetri non ha messo la mano. Ha segnato durante la partita Tujak e prende l'incrocio anche stavolta, gran rigore di Tujak, 3-2. 3 rigori. La serie è sul 3-2 per Argent Barbershop. Va Bresic adesso per mantenere il vantaggio Argent Barbershop. Quarto rigore. Incrocia, manda Nisi dall'altra parte, 4-2. Bresic. È andato tranquillo a piazzare questo rigore e adesso Marchesic dovesse sbagliare sarebbe già discorso chiuso. Non ha più margine San Bartolomeo, deve segnare Marchesic per far andare avanti questa sfida. Parte Scavetto, wow! Alessandro Marchesic dopo 4 rigori, la serie è 4-3 per Argent Barbershop. Si è preso una grandissima libertà qui il numero 5 e infatti ride di fianco a lui Raul Tujak. Chapeau, davvero, perché era molto pesante questo rigore. Minen può regalare il titolo ad Argent Barbershop. Destro forte, ma Nisi ha idee diverse. Emanuele Nisi. Dice di no, letteralmente, con il corpo a chiudere su quel pallone che è stato piazzato a mezza altezza. Diciamo proprio il rigore classico che si dice non va tirato. E allora Razem può mandare questa serie di tiri di rigore ad oltranza, però per farlo deve segnare, altrimenti finisce qui. Va Razem, perfetto, a spiazzare Zitani. Razem è 4-4 dopo 5 rigori. Si Non va ad un oltranza. grandissimo rigore per dove l'ha piazzata, perché pressoché centrale, centrosinistra, ma bravo a intuire dove si sarebbe buttato il portiere. Tocca a Valmir Fandai, che ha giocato uno spezzone di partita nel secondo tempo, è entrato anche discretamente, poi però è stato tolto dal campo. Ora ha una responsabilità importante, cioè quella di augurare la parte ad oltranza. Incrocia, molto angolato, rasoterra, supera Nisi. Valmir Fandai. Che un'altra volta ha intuito che Argent Barbershop in generale, credo valga per la maggior parte dei giocatori, apprezzi molto incrociare o comunque piazzare su quell'angolino in basso a sinistra. E mette pressione così su Alexa Zivanovic, che deve segnare per far andare avanti la serie. Zivanovic, perfetto sotto la traversa. Zivanovic. Rincorsa Ancora una verticale serie rispetto a oltranza. al pallone, è andato dritto per dritto anche per potenza, è un piazzato particolarmente complicato se non quasi imprendibile. E adesso per Argent Barbershop sul dischetto si presenta Andrew Airullai a fronteggiare Nisi.
Airullai apre il destro, lo apre troppo. Andrew. E adesso cambia tutto perché San Bartolomeo ha la possibilità di vincere la Crese Replay con Luka Vasiljevic contro Zitani. Vasiljevic, Zitani intuisce, disinnesca e manda avanti questa serie di rigori che diventa infinita. Arrivano i compagni a festeggiarlo, praticamente tutti quanti, anche se ovviamente il lavoro non è ancora finito, si è ripartiti praticamente da zero. Adesso si ripresenterà Carbone, direi, perché sono finiti In realtà i giocatori. mancherebbe Zitani, Già. dovrebbe andarlo a battere lui. Però Crese Carbone Replay. contro Nisi. Come prima, rincorsa con grande calma. Nisi saltella e sorride. Carbone vince il faccia a faccia. Carbone. Questa volta ha cambiato lato, ha deciso l'altra parte della disponibilità nella porta libera. Paliaga versus Zitani. Paliaga stavolta incrocia e la incastra sotto l'incrocio. E stiamo proseguendo con botta e risposta costanti, È lo stesso ordine del primo giro. chiaramente. Mattucchina l'aveva segnato quello del 2-0. Ah no, adesso tocca al portiere. Adesso va Zitani contro Nisi. Sfida tra portieri. Zitani, forte, secco, non angolatissimo, ma basta per superare Nisi. QB quanto basta per trovare la rete, riportare in avanti i suoi che hanno dato l'avvio ai calci di rigore, quindi adesso hanno il vantaggio nella serie d'oltranza. Si invertono i ruoli. Nisi calcia e Zitani prova a parare. Ci riesce! Argent Barbershop, grazie ad Alex Zitani che para il rigore a Nisi, vince la Crese Replay 2025. Di Crese edizione numero 23. In questo caso Crese Ricordando e Replay, si ringraziando tratta i title partner di queste Argent edizioni Barber Edil Impianti, Shop. NC Web, Belletti Group, Zanutta, Taloi, Lecene Ponteggi, main partner Friul Broi, Macelleria Dremo, B-Nice, BCC, Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, Centro Commerciale Torri d'Europa. Adesso l'annosa questione dell'MVP ce la sbrighiamo noi e intanto andremo a premiare le due squadre. Ci vediamo fra poco perché vuole rimanere per la Crese League.